giovane dunque, che si chiama Enzo Favata, che è per qui per la primissima volta, con un progetto. Io ho la voce un po' rotta perché ho fatto mia la voce con cui mi parlava prima, è una voce emozionata. Il suo progetto è The Dark Side of Jazz, ed è un progetto che si rifà già nel nome a un disco di una band, di un gruppo anche esordiente inglese, si chiamano Pink Floyd, non li avete sicuramente mai sentiti, che nel 72, quindi giovanissimi, pubblicavano The Dark Side of the Moon. È composto questo gruppo da un batterista giovanissimo, Uti Gandhi. Ogni volta che dico il nome un applauso, che così sembra, perché poi facciamo un montato e sembra tutto molto naturale. Alla batteria Danilo Gallo al basso, Marcello Pechin alla chitarra, il giovane Enzo Favata al sax. E signori, per la prima volta su un palco un trombettista che è un ragazzo, quindi accoglietelo con un grandissimo applauso, Enrico Rado. Il live è un live particolare, un live jazz, ma con grandi incursioni nella musica, nel rock progressive, nel rock. Signori e signori, The Dark Side of Jazz feat. Enrico Rava, scusatemi. No, devo sgranare qua.
Thank